numero 4, Caina, si pronta, la giuria guarda, ha detto di sì. Prego, numero 4, dalla Spagna, Valencia. Che bello, Noi dalla Spagna, anche gli amici della Spagna sono qua, gli anche americani, vero? Sì, vero. Team di americani, italiani che facevano italiani sono piantati a Chicago, qui in Florida, no? Ecco, arriva un'altra pizza. Concorrente 207, vieni pure, andiamo caro. Ecco. Vedo che hai preparato anche l'aspetto estetico. Mettilo proprio centrale al tavolo, voglio vedere se hai le misure. Te lo dico subito se hai le misure? Sì, guarda che bello. Ne vediamo tutto il mondo. Stanno facendo le cose, iniziano così, coprono. Però è la mano che conta, mi segui? Quando arrivi in studio da Ferrara siamo per giorni in Emilia e non so, stanno dicendo 5, guarda se ti va bene la gente, non la cambiamo, noi facciamo quella internazionale, va bene? No, da presenti, da descritti, dagli ingredienti, che bella, veramente bella. Regia, ora io non mi ricordo, ma possiamo anche andare a vedere la pizza 2? Eventualmente, eccoci, no, non ci credo che è così veloce Vittorio, ci credo che come, la pizza 2 questa? Bene amici da casa e amici qua di nuovo vorrò vedere che questa è l'area pizza 2, dove abbiamo la coppia, deve essere proprio, come dire, joint ventures, deve andare d'accordissimo, non come io e te, ovviamente. C'è il pizzagnolo per questo grande momento e grande sapore. Grazie Vittorio, abbiamo Daniela che sta per accompagnare un concorrente. Da Giappone, Ebbene, come on, let's go. Good morning. Yes. Andiamo a guardare. Voglio sapere come ti chiami il tuo nome. Dennis! Ripeti, Tony, ripetilo. Te lo ripeto. Okay. And this is the name of the pizza. Pizza Diavola. È preparata da Giappone. Benissimo, Giulia. Numero 1, ok? Ready? Prego. La pizza Diavola. Tony, sono sicuro che questa pizza Loro piace sono i pizzi, sono incredibili, ogni anno arrivano e sono orgoglioso di essere io a presentarli. La moglie è carinissima e ha tanta pazienza perché lui sai, mettila centrale, più centrale possibile. Che bellezza, fantastico. Allora, tutto bene? Tu lo sopporti ancora? Calmo, tranquillo. Ok, come si chiama la pizza? Naturale e Basile, tutto è fantastico, loro ti stavano ascoltando, finisci lì e vai con la tua signora, che pazienza che hai cara, tanta pazienza. Centrale, che ti vieni di qua, mi chiama centrale caro, and the center of the table, Giuseppe. Sì, recupero le pipe. Vogliamo vedere le fette del parte del mondo, vediamo un attimo le fette che pranzo, guarda che cosa, guarda la distribuzione, come si chiama il Giuseppe? Regina? Ah, Regina come? Sono freddo. Dove arrivi? Da 20 miglia ti faccio fare? A 18 gradi. Questo ha bisogno di 4,50. Ok, eccoli là, simpaticissimi. Prego. E là, centrale, se vuoi considerare benissimo tutto il mondo deve essere centrale. Pizzeria, scusami, a casa tua, bello, come ti chiami? Arrivi là?
come si chiama la pizza? Sì, sì, io ti faccio La ragazza. Siamo